Moto contro un'auto sulla Feltrina, muore a 25 anni dopo 5 giorni di agonia. Non ce l'ha fatta Adam Sbizzeral di Alano di Piave, il dolore e lo shock della comunità. I funerali si terranno al campo sportivo. Ennesimo incidente sulle strade della Marca nel pomeriggio di oggi. Poco dopo le 16 due auto si sono scontrate tra loro in via Kennedy a Riese. I 3 feriti incastrati tra le lamiere. Furti, la Marca senza pace, ladri in azione da Santa Lucia di Piave a Ponte della Priula, dove nella notte i residenti sono stati svegliati dai ladri, stavano sfondando un muro alla ricerca di una cassaforte. Un magnete sopra il contatore, così in 5 anni hanno rubato corrente per oltre 30.000 euro dopo un blitz della Guardia di Finanza a Quinto di Treviso, denunciati 2 gestori di un locale. Rissa con coltelli e droga, il questore sospende la licenza per 5 giorni al bar Quadrilatero di Ponte della Priula. Nuova stretta del governo sulle baby gang che rivede le norme sull'imputabilità per i minori sopra i 14 anni, parla di misura utile il sindaco di Treviso, ma la politica è divisa. Un papà multato perché trasportava il figlio sul tubo della bicicletta, il caso divide la città di Castelfranco e finisce al centro delle polemiche. Negato il trasporto delle carrozzine alla nazionale paralimpica di Power Chair Football che resta bloccata a Fiumicino. EasyJet si scusa ma non basta, dice il campione trevigiano Simone Ronzato. Dopo il successo straordinario della notte famosissima trasmessa in diretta su Antenna 3, domani sera il meglio della festa del Redentore con i fuochi, appuntamento a partire dalle 21. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. È morto dopo 5 giorni di agonia Adam Sbizzera, il 25enne di Alano di Piave, che era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla Feltrina domenica scorsa. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ha combattuto tra la vita e la morte per 5 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Il cuore di Adam Sbizzera, 25 anni, ha cessato di battere nelle scorse ore. Il dolore della famiglia e dell'intera comunità di Alano di Piave nel Basso Feltrino, dove il giovane viveva. Il ricordo del vice sindaco Michela Simioni, che lo conosceva fin da piccolo. Un ragazzo molto educato, perché anche oggi in paese le voci che sentivo questa mattina dalle persone anziane, i bambini, mi dicevano sì, mi salutava sempre anche quando passava, perché lui aiutava appunto il padre, faceva l'autista in questi ultimi anni degli autobus e magari lo vedevi lì nel cortile di casa che sistemava, puliva, e lui salutava sempre tutti con un sorriso quando passavano, era molto cordiale. Lo scorso maggio Adam era andato in moto alla scuola primaria perché aveva promesso ai bambini di mostrare la moto che lui aveva sistemato. Mi ha chiesto se potevo chiamare i ragazzini di quinta, perché gli aveva promesso che sarebbe passato un giorno per fargli vedere la moto che aveva sistemato in quei giorni. Mi ha detto: ma è nuova? No, non è nuova. E quindi ho chiamato questi ragazzini, sono stati lì un pezzo a parlare di pistoni, tempi, 4 tempi, queste cose, che anzi gli ho fatto la battuta: Adam, potresti venire a fare una lezione tu in classe, dal momento che sono più attenti a te che non noi insegnanti. Maestra, sì, potrei venire, ecco. Una tragedia che ha scosso tutti. Il gravissimo incidente è accaduto lungo la Feltrina a Montebelluna. Il giovane, in sella alla sua Kawasaki, si è scontrato con un'auto, una Dacia condotta da un 60enne. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione, il giovane bellunese in sella alla moto stava percorrendo la Feltrina in direzione Treviso quando, all'altezza della Sala Slotta a Montebelluna, l'auto è sbucata da una stradina laterale e si è immessa sulla statale proprio nel momento in cui arrivava la moto. Lo schianto violentissimo, il fianco della vettura distrutto, a terra la 2 ruote. Adam era stato subito soccorso dai sanitari e portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni gravissime, purtroppo non ce l'ha fatta. Il dolore dei familiari e di una comunità che ha sperato fino all'ultimo in un miracolo. Adam amava i motori, le moto, la sua grande passione. Lavorava come autista per la storica azienda di famiglia. Il sindaco di Setteville, Bruno Zanolla, lo descrive come unico e solare. L'ultimo saluto ad Adam sarà nel campo sportivo di Setteville.
E schianto tra due auto questo pomeriggio poco prima delle 16 in via Kennedy a Riese Pio X, una finita fuori strada e sono 3 le persone ferite. Fortunatamente nessuno sembra essere in pericolo di vita. Per liberare i feriti incastrati nelle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castelfranco. Giunta sul posto anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in ospedali con codici di media gravità. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, inevitabili i disagi e i rallentamenti alla viabilità. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi sulla dinamica dello schianto. Ed ancora cronaca, ladri scatenati nella notte a Ponte della Priula. I malviventi hanno preso a picconate il muro di una casa, i colpi erano talmente forti da svegliare mezzo quartiere. Verso le 2 di notte abbiamo sentito dei colpi tremendi, penso avessero un piccone, una mazza e battevano su. Al momento pensavamo fosse un'abitazione e poi invece ci siamo accorti che erano vicini alla nostra casa. Notte di paura a Ponte della Priula, dove i ladri hanno preso di mira un'abitazione a Schiera in via Mandre. I proprietari non erano in casa. A raccontare l'accaduto i vicini, svegliati di soprassalto dai colpi fortissimi con i quali i malviventi, dopo aver scassinato una finestra, sembravano quasi voler buttar giù il muro della villetta. Ho aperto il balcone per vedere cosa c'era, al momento si sono fermati, come l'ho richiuso hanno finito il lavoro. Ma c'erano dei colpi tremendi e siamo usciti fuori ma non c'erano già più. I colpi erano talmente forti da essere uditi anche dalla famiglia che abita dal lato opposto della strada, dove moglie e marito stavano dormendo. È stato lui a chiamare i carabinieri dopo essere uscito di corsa. Lui ha visto qualcuno scappare e la macchina l'avevano là praticamente. Abbiamo chiamato i carabinieri e tutto quanto. Sono arrivati ma sono andati a vedere e era tutto un disastro, insomma, ecco. Però non hanno portato via, mi sembra, niente insomma di grave. Ho parlato con la signora ma niente insomma e basta. C'era anche la signora qua che sembrava che gli buttassero giù il muro perché con i botti veramente per tirare fuori anche questa cassaforte. I ladri erano almeno in 2, pare di giovane età. Forse un terzo complice li attendeva all'esterno in auto. Potrebbero essere gli stessi che hanno colpito qualche chilometro più avanti, anche in via Asilo a Santa Lucia di Piave. Quello che è certo è che lo spavento della notte non sarà facilmente dimenticato. Dopo le 2 non abbiamo più dormito, anche perché tra la tensione e la paura che non abbiamo più dormito. Non è roba di tutti i giorni. La paura c'era. Anche perché al momento avevamo anche noi il balcone in spesa per il caldo e chissà mai che se sono venuti dietro arrivavano anche dentro da noi. E dopo dalle 3 alle 4 c'è anche l'adrenalina e tutto quanto perché sapevamo, l'abbiamo visti e tutto. Fa paura, sì, fa paura, sì. E restiamo a Ponte della Priula, rissa con coltelli e droga. Il questore sospende la licenza per 5 giorni al bar Quadrilatero. 5 giorni di sospensione della licenza per il bar Al Quadrivio di Ponte della Priula, teatro lo scorso 4 giugno di una rissa che ha visto protagonisti alcuni avventori stranieri e culminata con un tentativo di aggressione, coltelli alla mano. In quella circostanza sono intervenute alcune pattuglie di polizia e carabinieri che dopo aver sedato gli animi hanno sequestrato 2 coltelli da cucina e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli agenti avevano inoltre rilevato lo svolgimento di lavoro irregolare da parte della banconista, che aveva anche omesso di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il provvedimento, su proposta dei carabinieri, è stato emanato dal questore di Treviso Alessandra Simone per motivi di ordine pubblico e sicurezza collettiva, con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del bar, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Le forze dell'ordine hanno accertato che nell'ultimo periodo il locale era diventato luogo di ritrovo di pregiudicati e persone con precedenti per furti, aggressioni, spaccio e reati in materia di armi e immigrazione. Un magnete sopra il contatore, così in 5 anni hanno rubato energia elettrica per oltre 30.000 euro. Il blitz della Guardia di Finanza a Quinto di Treviso, che hanno portato alla denuncia di 2 titolari di un bar. Abbiamo notato questo apparecchio che era occultato da un paio di scatole, quindi diciamo non immediatamente visibile, e anche diciamo della plastica davanti, proprio per non dare modo di vedere o notare qualcosa di anomalo.
Al controllo abbiamo notato che non soltanto c'era questo magnete molto grosso e potente attaccato al contatore, ma riduceva l'energia elettrica del 97%, questo nel periodo accettabile per 5 anni. E in realtà abbiamo visto che il periodo andava anche in un periodo di natura antecedente. Un grosso magnete occultato in una doppia scatola di cartone e avvolto in della plastica, posizionato poi vicino al contatore di riferimento, un trucco per pagare meno in bolletta, facendo figurare consumi ridotti del 97% rispetto a quelli reali del bar che gestivano a Quinto di Treviso. La Guardia di Finanza, insieme ad Enel Distribuzione, ha scoperto un furto aggravato di energia elettrica che andava avanti da almeno 5 anni se non più, per un totale di almeno 187.000 kW, corrispondente ad un danno economico di oltre 32.000 euro, IVA esclusa. Un trucco non troppo sofisticato e ben conosciuto dai finanzieri. Queste tipologie di comportamenti un po' si evolvono e si specializzano un po' in tutto il territorio nazionale. In questo caso le magnete, che è la parte più rudimentale che funziona soltanto su alcune tipologie di contatori. Quelli più moderni non lo permettono perché hanno una parte schermata che impedisce al magnete di arrivare a ridurre quello che è il consumo. Una condotta illecita da parte della coppia che trova un vantaggio competitivo anche nei confronti delle altre attività della zona, potendo praticare prezzi ridotti, ma soprattutto un comportamento che poteva anche portarli in prigione. Potevano rischiare addirittura l'arresto sul momento. Essendo stato appurato in una fase successiva, quindi dopo le indagini tecniche e approfondimenti dei signori tecnici dell'Enel, loro rischieranno comunque, tenteranno chiaramente di ridurre la parte, non andranno chiaramente in galera per renderla in termini semplici, ma andranno a pagare una sanzione piuttosto importante. Intervento in quota nella mattinata di oggi per il personale del SUEM Pedemontana Emergenza nei pressi del rifugio Coston sul Grappa, a circa 1350 metri di altitudine. La centrale operativa di Treviso ha inviato sul posto il mezzo speciale da montagna con medico ed infermiere per soccorrere una persona colta da malore. Una volta raggiunto il paziente, i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti riscontrando un quadro compatibile con una patologia cardiaca acuta. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente trasmesso al cardiologo dell'ospedale di Castelfranco, mentre, considerati i lunghi tempi di percorrenza via terra, la centrale operativa ha disposto l'invio dell'elicottero del SUEM, determinante il coordinamento tra l'equipaggio sanitario sul posto, la centrale operativa del 118 di Treviso ed il personale dell'elisoccorso. A Castelfranco ora un papà multato perché trasportava il figlio sulla canna della bicicletta. Il caso divide la città e finisce al centro delle polemiche. 27 euro di multa, un post sui social e una città che si divide. A Castelfranco Veneto il caso del papà sanzionato mentre trasportava il figlio di 6 anni seduto sul tubo della bicicletta è diventato un acceso dibattito, prima online e poi nelle piazze della città. L'uomo racconta di aver accompagnato il figlio alle piscine quando, poco prima di arrivare, è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Secondo il codice della strada, infatti, i bambini possono essere trasportati in bicicletta soltanto utilizzando gli appositi seggiolini omologati. Da qui la multa di 27 euro. L'uomo ha quindi affidato il proprio sfogo ai social, pubblicando anche una fotografia degli agenti mentre compilavano il verbale. Allora, secondo lei è una misura eccessiva? Ma certo, alla fine io so che non ero né in piena regola col bambino, ma secondo me le priorità sono altre. Non sapevo di questa norma che mi vietava questo tipo di trasporto. Perché l'hanno multata secondo lei? Mi hanno multato perché io non mi sono fermato al loro alt, ma gli ho spiegato se io mi fermavo alle piscine, perché lì dovevo arrivare. In poche ore il post ha raccolto centinaia di commenti, dividendo l'opinione pubblica tra chi ha parlato di eccesso di severità e chi invece ha ricordato l'importanza del rispetto delle regole a tutela della sicurezza dei bambini. Le polemiche hanno raggiunto un livello tale da spingere gli amministratori della pagina Facebook a rimuovere la pubblicazione. Nel frattempo è intervenuta anche la sindaca di Castelfranco Veneto, invitando tutti ad abbassare i toni e a riportare il confronto sul piano del rispetto reciproco e delle responsabilità. Questa è una deriva che trovo inaccettabile. Voglio che le discussioni vengano riportate nelle sedi opportune e voglio soprattutto, e qua ci tengo tantissimo, che rimanga il senso di rispetto delle persone. Secondo diversi cittadini però la vicenda non riguarda soltanto la multa. In molti hanno sottolineato
confermato che il bambino, pur indossando il caschetto, non avrebbe dovuto viaggiare seduto sul tubo della bicicletta e che durante il controllo il padre avrebbe inizialmente ignorato l'alta degli agenti, rendendo necessario il loro inseguimento. Orco, sei scappato, è un po' diversa. Che vuoi, sì, una multa, che vuoi, se sei scappato, sì. Io penso che ci siano delle regole della strada, codici della strada vanno rispettati. Stop. No, non è eccessiva, una misura per un bambino sulla canna della bicicletta. No, non è eccessiva, è dai responsabili. La bicicletta è pericolosa. Lotta alla criminalità minorile, nuova proposta del governo, cambiano le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Minori che si rendono responsabili di reati sempre più gravi, un fenomeno che sta preoccupando non poco. Omicidi, rapine, aggressioni e di colpevoli sempre più giovani. Il governo ha così deciso una stretta sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. La novità esce dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, ha detto a chiari note la Premier Meloni. Soddisfatto il sindaco di Treviso Mario Conte, città che ha affrontato nell'ultimo periodo alcuni episodi anche gravi di delinquenza minorile. Il tema della violenza giovanile sta caratterizzando un po' tutte le città, chi più che meno, con la presenza di questi cosiddetti maranza che di fatto rovinano la vita delle comunità, delle attività commerciali, e quindi era necessaria una risposta poderosa da parte dello Stato. Poi il sindaco aggiunge: oggi richiamiamo la responsabilità di chi commette questi atti criminosi, quindi bene ha fatto il governo, è uno strumento in più dato alle forze dell'ordine, soprattutto uno strumento normativo in più per punire coloro che vengono nel nostro paese o che vivono nel nostro paese nonostante la giovane età e hanno voglia di disturbare, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni. Cauto l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia, che parla di risposta politica importante rispetto ad un fenomeno in crescita. Devo dire che da un lato la risposta politica era alla luce di quelli che sono gli accadimenti in tutte le città d'Italia negli ultimi anni, certamente una risposta quasi obbligata. Dall'altra parte bisogna valutare comunque quella che è un aspetto che non può essere sottovalutato, che è quello della valutazione di natura scientifica sulla capacità dei minori, soprattutto in una certa età, che ritenerla presunta forse contrasta con quelli che sono degli studi che nel corso dei decenni hanno coinvolto la psicologia infantile anche, e che quindi ha portato il legislatore già da diversi anni a ritenere che quella presunzione di incapacità nei confronti del minore fosse effettivamente esistente. Non è convinta di una nuova proposta invece l'avvocato Tocchetto del Partito Democratico. Devo dire che questi del governo non sanno assolutamente decidere, cioè fanno leggi su leggi, che peraltro ci sono già, imputabilità mi pare anche ai 14enni, che però secondo me potranno, siccome sicuramente saranno in contrasto con le leggi attuali della penale, sicuramente alla fine poi ci saranno una serie di ricorsi che annulleranno molte di queste normative. Allora, quello che voglio dire è che è un problema serio e bisogna investire sui giovani, ma cercare di punirli con leggi su leggi mi pare che non aggiungano alcun risultato. Decreto che ora dovrà essere approvato dal Parlamento. Negato il trasporto delle carrozzine alla nazionale paralimpica di Powerchair Football, che resta bloccata a Fiumicino. EasyJet si scusa, ma non basta, dice il campione trevigiano Simone Ronzato. Arrivati in aeroporto a Roma, la compagnia aerea EasyJet, nonostante mesi e mesi di mail, pack, che ci avessero detto che noi potevamo partire con sia le carrozzine normali che noi utilizziamo, ma anche quelle da gioco, che erano in totale 11 ci avevano detto di sì, e siamo arrivati lì e in 10 minuti è cambiato tutto, ci hanno detto che era impossibile,
e che solo 5 potevano partire. Doveva andare a Glasgow con la nazionale italiana di Power Chair Football della FIPS, di cui Simone è il capitano, per un torneo in preparazione dei prossimi mondiali in Argentina ad ottobre. Ma una volta lì, a Fiumicino, EasyJet nega l'imbarco a tutto lo staff con le relative carrozzine, dicendo che ce ne stanno solo 5. Offre soluzioni alternative che non convincono, costringendo gli atleti a girare i tacchi e tornare a casa, facendoli sentire presi in giro. È stata una bella fitta, insomma, perché era un torneo molto importante per noi, per tutta la squadra, anche per alcuni giocatori che era la loro prima esperienza a livello internazionale. Invece purtroppo sì, questa prima esperienza sarà un mondiale che a ottobre dovremo andare in Argentina. Diciamo, appunto, prepararsi con questo torneo era una cosa molto positiva a livello di allenamento, di studiare le altre nazionali, ma purtroppo non è stato fatto. Poi sono arrivate le scuse di EasyJet, tardive e non sufficienti. E poi appunto quando noi siamo andati via dall'aeroporto eccetera, che non abbiamo risolto niente, loro hanno fatto dei passi di scusa, ci hanno chiesto scusa un paio di volte, ma non bastano, insomma, le scuse, credo. Un'umiliazione lesiva della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare, si legge nella nota del Comitato Paralimpico Italiano. Un fatto gravissimo e inaccettabile, lo ha definito anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli. EasyJet ha avviato un'indagine interna, mentre la federazione farà causa alla compagnia aerea. Ranzato e deluso, è la prima volta in 12 anni di attività che gli capita una cosa del genere, lui che ha girato tutto il mondo ed è stato messo in prima pagina suo malgrado. Si spera di andare in prima pagina magari per qualche successo sportivo, per qualche vittoria importante e non per delle, chiamiamole delusioni, chiamiamole occasioni che ci sono state negate. Quindi diciamo è stato un effetto un po' sorpresa, ma non bellissimo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, lì nella regia, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta. Dopo i tragici incidenti delle ultime settimane arrivano nuove misure per aumentare la sicurezza nelle piscine. La disavventura di una bambina rimasta incastrata per alcuni istanti con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano, fortunatamente senza gravi conseguenze, è solo uno dei tanti recenti esempi di gravi incidenti nelle piscine delle ultime settimane. Ora però arrivano nuove misure per aumentare la sicurezza in queste strutture. La Camera ha infatti approvato una nuova norma che introduce obblighi più stringenti per gli impianti. Con 244 voti favorevoli e un sostegno bipartisan, l'Aula ha dato il via libera a un emendamento al decreto sport che impone standard più severi per gli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno infatti essere adeguati per eliminare il rischio dell'effetto ventosa. Gli impianti non in regola saranno chiusi fino alla nuova messa a norma. Per quello che riguarda le strutture pubbliche, diciamo siamo in un mondo un po' già avanti da questo punto di vista, perché le strutture pubbliche sono già di suo senza questo tipo di problematica. Tutto quello che riguarderà il decreto riguarderà probabilmente tutte quelle mondo piscine del privato, degli hotel, dei camping, dove questo tipo di impiantistica probabilmente era ancora fuori da questo tipo di normativa. L'obiettivo è quello di impedire il pericoloso effetto ventosa. Negli impianti a norma il ricircolo dell'acqua avviene attraverso sistemi progettati per distribuire il ricircolo in sicurezza. In termine tecnico si chiama deck level, che è quella cosa che si vede, lo sfioro dell'acqua, l'acqua scivola sul bordo delle mattonelle che praticamente si vedono a bordo vasca, cade in una cannelletta, la cannelletta scende dentro un'altra piscina che è sottoterra, che si chiama vasca di compensa, in termini italiani ogni piscina ha una vasca di compensa, la vasca raccoglie l'acqua per caduta, quindi non c'è aspirazione ma è solo per caduta, e dopo viene presa da delle pompe, ma da quella vasca che è sottoterra, appunto non è accessibile al pubblico, viene trattata, rimessa in vasca, scaldata, quindi le bocchette che si vedono normalmente nelle piscine pubbliche sono solo di immissione, quindi arriva l'acqua, non aspirano. Un lutto colpisce il mondo della musica e della cultura tra trevigiano e vicentino. Dopo 15 anni di convivenza con la SLA si è spento l'altra notte il maestro Fabio Cusinato.
Si è spento a Borso del Grappa, dove risiedeva il maestro Fabio Cusinato. Marosticense di nascita, a lungo cittadino di Bassano, aveva 61 anni e da 15 combatteva con la SLA. Insegnante di scuola media, diplomato in organo e composizione organistica, aveva fondato e diretto l'Accademia Corale Musica Riservata e il gruppo strumentale Antiqua Camerata Veneta. Ha pubblicato diversi libri, scritti anche grazie all'ausilio del puntatore oculare. Poche settimane fa aveva ottenuto anche il diploma al Liceo Artistico Canova di Vicenza. Il suo attaccamento alla vita, sostenuto dalla fede cattolica, lo aveva portato nel 2019 a organizzare il concerto Musica per la Vita nella chiesa di San Francesco, che così aveva presentato. Molte persone colpite da gravi malattie perdono il significato della vita. Malattie come questa riescono a distruggere dentro, riescono a far perdere la speranza. Ognuno di noi ha una ricchezza nascosta che spesso emerge paradossalmente proprio nella prova della sofferenza. Questo è il nostro grido che esprimeremo i prossimi 2 e 3 novembre. Il funerale del maestro Fabio Cusinato sarà celebrato lunedì alle 15:30 nella chiesa di Sant'Eulalia. È stato inaugurato questa mattina il nuovo ecosportello Savno di Vittorio Veneto e Revine Lago, operativo nella nuova sede vittoriese di via Matteotti, lasciando i precedenti uffici presso l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, in viale Vittorio Emanuele II. Il nuovo ecosportello Savno sarà aperto al pubblico con i consueti orari lunedì dalle 9 alle 13, martedì 9:13 e 14:18, mercoledì 14:18 e giovedì dalle 9 alle 13. Non cambia invece la collocazione del distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata, che resta in viale Vittorio Emanuele II. Ed ora siamo al consueto appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo del generale Giancarlo Iannicelli. Godiamoci questi pochi giorni di tempo più piacevole grazie all'abbassamento delle temperature che si sono portate a valori più normali. Non durerà a lungo, diciamo subito. Comunque domani ci aspetta una giornata soleggiata con cielo praticamente sereno. Per domenica un peggioramento, vedete il sistema perturbato sulla carta del tempo, scenderà verso di noi, adesso è ancora lontano, farà infiltrare aria fresca e instabile che darà vita a degli annuvolamenti e soprattutto a dei fenomeni temporaleschi, fortunatamente di breve durata, in quanto già in serata ci sarà un miglioramento. Un cielo poi poco nuvoloso sereno ci accompagnerà per almeno tutta la prossima settimana. I venti sono deboli, di direzione variabile, con rinforzi naturalmente durante i brevi temporali. Le temperature meritano un attimo d'attenzione. Per domani e per domenica minime tra i 18 e i 20 gradi. Le massime, ecco, per domani ancora intorno ai 29 gradi, per domenica abbiamo, per effetto dell'aria fresca che arriva, un repentino abbassamento intorno ai 25 gradi, ma è un episodio, è un attimo, poi di nuovo da lunedì aumenterà gradualmente, già si riporterà sui 30 gradi e poi a fine settimana c'è da dire che avremo una forte ondata di calore che porterà le temperature veramente ben oltre 37-38 gradi, ma su questo ci torneremo. L'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a mosso, per domenica però il moto ondoso è previsto un aumento. È tutto. La Marca delle Centenarie in questi giorni festeggia il secolo di vita di 2 nonne, vediamo. La Marca dei Centenari festeggia in questi giorni 2 nonne che hanno raggiunto il secolo di vita. A Casa Marani, a Villorba, Giuliana Mosconi ha festeggiato il traguardo con attorno l'affetto di figli e nipoti, il personale della struttura, il sindaco Francesco Soligo ed il presidente del Consiglio Comunale di Treviso, Antonio Dotto. Nonna Giuliana si muove in carrozzina, partecipa alle attività e si mantiene aggiornata leggendo molto giornali e riviste. Una vita lunga ed intensa la sua, a partire dagli studi all'Istituto d'Arte e al lavoro da telefonista. Originaria di Cantù, ha vissuto quasi sempre a Treviso e non vuole dare consigli di longevità. Non è che do consigli, perché sono anche le persone che aiutano.
Eccolo allora il segreto della longevità di Giuliana: l'amore e la cura delle persone che le sono state e le sono vicine. Un traguardo, quello dei 100 anni, festeggiato anche a Macerata sul Piave da Adele Pagotto, una donna forte che ha dovuto affrontare tanti dolori. Rimasta vedova da giovane, ha cresciuto da sola 3 figli. 2 sono morti nel 97, il primogenito, dopo lunghi anni di sofferenza per la sclerosi multipla. Nel 2000 è mancata anche la figlia, a 45 anni, lasciando 3 bambini. Ma Adele non si è mai arresa, ha continuato a essere il riferimento della famiglia, aiutando a crescere i nipoti. Oggi è circondata dall'affetto della figlia Michela, di 5 nipoti e 8 pronipoti. Una donna simbolo di resilienza che l'intera comunità ha voluto festeggiare con il sindaco Lamberto Marini. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Sono passati quasi 9 anni dal referendum consultivo che chiedeva più funzioni e risorse finanziarie per la provincia di Belluno, per quanto l'esito fu bulgaro, addirittura superiore al referendum per l'autonomia del Veneto. Di quella consultazione si è persa traccia. A ripescarla mercoledì scorso al Senato ci ha pensato il senatore Luca De Carlo. Quel referendum non nasce dal nulla. Nasce da una consapevolezza, tra l'altro supportata anche da tanti interventi legislativi. Penso ai fondi di confine, penso ai fondi Letta, che sono fondi che cercano di intervenire sul riequilibrio socio-economico, ma nascono anche da una cultura, quella bellunese, che è una cultura della destra. A campagna elettorale oramai avviata non si guarda in faccia a nessuno, nemmeno gli alleati di governo. È la più diffusa chiave di lettura dell'intervento di mercoledì scorso nell'Aula del Senato di Luca De Carlo, che, dichiarando il sostegno all'avvio delle preintese per l'autonomia del Veneto e delle regioni che ne hanno fatto richiesta, ha riaperto a sorpresa il cassetto in cui da quasi 9 anni giace la volontà dei bellunesi. Dato ormai per perso, il referendum del 22 ottobre 2017, accolto con un plebiscito dagli elettori, chiedeva la concessione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la provincia di Belluno, in quanto territorio interamente montano. Bulgaro il risultato, vicino al 98%, superiore a quello espresso per l'autonomia del Veneto. Credo che il mio intervento sia stato nell'ottica di accendere veramente un faro su questo territorio nel dire: guardate, sì, importante l'autonomia differenziata, ma c'è anche la specificità di Belluno, che tra l'altro è sancita con una legge, la 25 del 2014, credo che debbano tenerne conto, ma credo che lo sappiano, e se dovessero mai dimenticarselo, insomma, Luca c'è. Fino a mercoledì scorso forse i più ignoravano che il percorso per la costruzione di una regione dolomitica nacque a cavallo tra gli anni 60 e 70 e la primogenitura rivendicata in aula da De Carlo fu del Movimento Sociale Italiano, all'epoca guidato da Giorgio Almirante a livello nazionale, da Guido De Zordo nel bellunese. Era il 72 quando formularono una proposta, ma iniziarono a parlarne i ragazzi del Fronte della Gioventù nel 1968, in un'epoca nel quale si discuteva di regioni e nel quale l'MSI aveva una posizione critica nei confronti delle regioni e diceva già allora che una provincia incastonata tra 2 realtà come quella friulana e quella altoatesina dovesse avere una specificità diversa, e quindi loro proposero per la provincia la regione dolomitica. De Carlo l'ha ricordato questo percorso in aula. Erano dei baldi ragazzi che, anziché occuparsi di nostalgie, si occuparono di cose concrete per i bellunesi, ha detto, citandoli uno ad uno: De Zordo, De Mattè ed altri. A dimostrazione di come quella straordinaria opportunità che sarebbe l'autonomia e la specificità non ha le radici in movimenti recenti, ma affonda proprio in quella destra storica che da sempre è stata culla di pensiero, non solamente di politica a Belluno. Non si placano le polemiche sulle riclassificazioni della rete viaria provinciale, sul previsto passaggio di alcune strade da Veneto Strade a ANAS. Ad intervenire la FILT CGIL Veneto, che boccia l'operazione definendola una scelta che non risolverà i problemi della viabilità bellunese. Il sindacato esprime preoccupazione soprattutto per il futuro dei 112 lavoratori della sede di Belluno, tra operai ed impiegati, che attendono ancora certezze sul proprio destino. Secondo la FILT, inoltre, affidare
affidare la gestione della rete a 2 soggetti diversi rischia di aumentare costi e disagi, richiamando le criticità già registrate sulla tratta oggi gestite da ANAS in Cadore, Comelico e Ampezzo. Per la CGIL la strada da seguire era un'altra: reperire nuove risorse e rafforzare il ruolo di Veneto Strade, mantenendo competenze e decisioni sul territorio. Bandi, idee e comunità al centro della programmazione 2026 di Fondazione Cari Verona. Questa mattina, Palazzo Pubblico, incontro aperto al territorio. Oltre 11 milioni e mezzo nel quinquennio 2021-2026 per 117 progetti presentati da 66 enti beneficiari. 6 anni di interventi che hanno coinvolto l'intero bellunese, dalle amministrazioni pubbliche al terzo settore alle realtà educative, culturali e sociali, e che hanno contribuito alla tutela del patrimonio naturale, alla formazione, all'inclusione e allo sviluppo delle comunità. Fondazione Cari Verona incontra Belluno e lo fa annunciando un piano da 100 milioni di euro complessivi, di cui oltre 33 milioni per il solo 2026. L'obiettivo di questa giornata è quello di mostrare che i rapporti con i territori per noi non sono solo importanti a dirsi o sulla carta, ma sono proprio importanti anche nella pratica. Vivere i territori, vivere i luoghi è quello che ti permette di capire meglio le esigenze di ogni singolo territorio. In platea, Palazzo Fulcis, pubblico eterogeneo, pronto ai blocchi di partenza per mettere a punto progettualità per le aree interne, perché senza progetti e senza una visione futura è complicato affrontare le grandi questioni del nostro tempo. Io dico sempre che Fondazione non è un bancomat, ma più che un collettore di idee, che è anche un collettore di idee, deve essere un motore di sviluppo per i propri territori. Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di riuscire a individuare delle rotte da indicare, e in un momento storico particolarmente difficile le fondazioni, e la Fondazione Cari Verona in particolare, ha il dovere di provare ad essere punto fermo e di riferimento in questo senso. Fondazione Cari Verona sta aumentando le erogazioni nei territori grazie alla capacità di investire bene il denaro, di creare condizioni di stabilità del proprio patrimonio. Il piano 2026-2028, con 100 milioni a disposizione delle province di Belluno, Verona, Vicenza, Ancona e Mantova, sarà orientato ad azioni che guardano all'ambiente, ai giovani e alla rigenerazione delle comunità. Le erogazioni sono assolutamente in forte aumento, e sono in forte aumento in generale su tutti i territori. Poi noi lavoriamo molto con dei bandi, e quindi dipende anche molto dalle idee che vengono presentate, dalla bontà e dall'efficacia di queste idee. Il cielo sopra il lago di Santa Croce si prepara a riempirsi di colori. L'1 e 2 agosto torna il Festival degli Aquiloni. Per 2 giorni, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle 9.30 alle 18.30, il lago di Santa Croce farà da cornice al Festival degli Aquiloni, organizzato dal Comitato Alpago Due Ruote Solidarietà, dal Comune di Alpago e da Eventi Volanti. In volo ci saranno spettacolari aquiloni statici di ogni forma e dimensione, dai giganteschi gonfiabili tridimensionali che possono superare i 400 metri quadrati di superficie, ai modelli più tradizionali. A terra invece installazioni e maniche a vento animeranno gli spazi, trasformando il lungo lago in uno scenario colorato e suggestivo. Il Festival degli Aquiloni è sicuramente un momento importante, una delle manifestazioni che qualificano di più le nostre estati, e quest'anno la riproponiamo per la 3ª volta. Per i più piccoli sono previsti laboratori didattici durante i quali bambini e ragazzi potranno costruire, decorare e far volare il proprio aquilone con il supporto degli esperti, un'iniziativa pensata per unire divertimento, creatività e socialità. Le prime 2 edizioni hanno richiamato migliaia di visitatori e gli organizzatori puntano a confermare il successo anche quest'anno, valorizzando uno dei luoghi simbolo del territorio bellunese. Noi lavoriamo molto spesso per il sociale, questa è una delle manifestazioni che permette di mettere vicino famiglie, figli, nonni, anche con i cani, con gli animali, i passeggini, e quindi passare alcune ore insieme mi pare sia la cosa migliore. Ma non è tutto, oltre 200 gli eventi in programma nei paesi della Conca d'Alpago per animare l'estate 2026. Si prosegue perciò con il Giro del Lago il 16 agosto. Sabato prossimo in municipio a Puos il prologo con l'inaugurazione della mostra dell'artista Maria Meraglia, autrice della grafica della maglietta del Giro. L'esposizione resterà aperta fino al 15 agosto. C'è sempre qualcosa da fare in Alpago, e pensiamo ovviamente che il lago su questo rappresenta la punta di diamante, dove vengono ovviamente fatti gli eventi più importanti e più significativi.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento domani sera su Antenna 3 con il meglio della notte famosissima. Dopo il grande successo di sabato scorso e la diretta record di ascolti su Antenna 3, torna domani sabato alle 21 uno speciale che ripercorrerà i momenti più belli della festa del Redentore. Grazie alle immagini e alle voci raccolte dai nostri inviati riviveremo un evento che ha portato a Venezia oltre 100.000 persone, tenuto incollati 550.000 telespettatori alla TV. Emozioni, tradizione e festa con il meglio della notte famosissima sabato alle 21 su Antenna 3. È tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo. Arrivederci.